Sono aperte fino al 10 ottobre le iscrizioni all'anno di servizio civile presso la Croce Rossa Italiana. Il progetto, portato avanti dai comitati di Tigulli e Fontanabuona, offre ai giovani dai 18 ai 28 anni l'occasione di un'esperienza dal grande valore formativo e umano. Diciamo, è importante fare l'anno di servizio civile anche nelle altre associazioni, diciamo. E nella Croce Rossa trovano il valore aggiunto che vengano formati in un certo modo, diciamo, un po' più precisino e forse siamo un po' più esigenti. Quest'anno, oltre alle tradizionali attività di soccorso, è previsto un percorso di tutoraggio che possa aiutare i ragazzi ad inserirsi nel mercato del lavoro, dalla valorizzazione delle proprie attitudini alla stesura di un curriculum. Accompagnerà i ragazzi negli ultimi mesi del percorso di servizio civile con una parte in aula e una parte invece individuale che ha proprio lo scopo di aiutarli poi a inserirsi nel mondo del lavoro sfruttando quelle che sono state le competenze acquisite durante il percorso di servizio civile e aiutarli ad avere un approccio rispetto a quello che poi sono le realtà e le aziende territoriali. Quindi una parte in cui si valuterà insieme quello che è stato acquisito durante il percorso e poi un supporto proprio nel realizzare un curriculum, nel conoscere le loro competenze e aiutarli a trovare un'occupazione finale. Un'esperienza di servizio che restituisce molto a chi vi partecipa. Questo uno degli aspetti principali che emerge ascoltando i ragazzi che hanno iniziato il servizio l'anno scorso. Ho deciso per fare il servizio civile, però mi piace per fare volontario, per aiutare le persone disabili per quello. A me è una cosa che mi è sempre piaciuta fare il volontariato e c'era questa opportunità qua, quindi l'ho presa, l'ho colta al volo perché è proprio un'esperienza bellissima e quindi sono contenta perché mi piace proprio aiutare le persone, penso come io, come anche i miei colleghi e sono molto felice, molto molto.